2 protocolli d'intesa con i sindaci dei comuni veneti con l'ufficio scolastico regionale per dare continuità alla prima legge regionale, la 5 del 2020, che il Veneto ha realizzato in Italia per combattere odio e razzismo antisemita. Sono stati sottoscritti a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, di fronte ai rappresentanti delle comunità ebraiche di Venezia e Padova e siglati anche dal prefetto Giuseppe Pecoraro, che è il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Sì, è un segno di illuminato, diciamo così, di un'azione illuminata da parte del Presidente Zaia e del Consiglio regionale. Diciamo, non me lo sarei neanche aspettato, sono franco. Noi fingiamo che l'antisemitismo non ci sia, perché così viviamo più tranquilli. Noi ebrei in particolare siamo un po' ossessionati da questo tema, a volte pensi che sia un'idea fissa e purtroppo invece giorno per giorno ti viene confermata a vari livelli. È vero quello che si diceva prima, che nelle scuole si può fare una grande azione. Io mi sono appena visto 5 minuti con il prefetto Pecoraro e gli ho spiegato che anche la politica lancia i suoi messaggi. A volte quello che viene fatto nelle scuole viene neutralizzato da certe affermazioni politiche, di politici singoli anche, ma sono politiche. E questo ci preoccupa molto di più, perché i ragazzini si possono educare con molto sforzo, con qualche azione convinta, e la politica non si lascia educare, la politica rimane quello che è. E questo ci preoccupa di più. In conferenza stampa, alla domanda di un giornalista sull'assenza della sottoscrizione del protocollo dell'assessore Elena Donazzan di Fratelli d'Italia, il presidente Zaia aveva minimizzato spiegando che non c'era nessun caso dietro. Calimani, alla stessa domanda, ha invece reagito con il silenzio. È un silenzio che parla. Io rispetto le istituzioni per quello che sono, mi confronto con le istituzioni a muso duro, anche se necessario, accetto quello che c'è. È una prima assenza o ce n'erano già state? Non lo so, non mi riguarda.